Oggi in Consiglio regionale del Veneto presentiamo questa 25esima edizione della Gran Fondo Tre Valli con un grande orgoglio, l'orgoglio di un territorio dell'est veronese che con molto piacere riceve i tanti sportivi, i tanti appassionati di questa disciplina sportiva che è appunto la mountain bike. Li accogliamo nel nostro territorio cercando di essere ospitali e di offrire loro tutte le bellezze e le bontà appunto enogastronomiche del territorio. Non è solo una manifestazione sportiva perché appunto quest'anno per la celebrazione dei 25 anni la manifestazione si apre anche al sociale, si apre al territorio, si apre all'inclusione, che sono tutte tematiche che io personalmente sento care, sento vicine e quindi è ragione in più proprio per promuovere questa manifestazione. Io ringrazio i tanti volontari, la Presidente, l'organizzatore, il responsabile organizzativo della manifestazione per l'impegno, per la costanza e per offrire a un territorio come il nostro una vetrina così prestigiosa. Grazie ancora e vi aspettiamo numerosi a questa nuova edizione il 22 e il 23 marzo di quest'anno. Questa 25esima edizione è molto importante, ricca di significato e mantiene comunque la sua ossatura strutturata sull'appuntamento prettamente sportivo, quindi un percorso di 43 km con 1300 metri di dislivello circa, adatto a tutti. Il plus che ha permesso a questa manifestazione di diventare appunto negli anni la terza manifestazione più partecipata d'Italia. Prima del Covid abbiamo fatto il record di 2600 partecipanti, quest'anno ce ne attendiamo circa 1200, in linea ovviamente purtroppo con il trend a ribasso della partecipazione. È ovvio che questo comunque non ci scoraggia perché siamo molto soddisfatti di questo risultato, siamo sempre tra le manifestazioni più partecipate e apprezzate d'Italia. E qualche dato tecnico sul percorso: attraversiamo appunto le tre vallate, partiamo dalla vallata di Lasi, quindi Tregnago, scendiamo nella vallata di Mezzane, quindi con il comune di Cazzano di Tramigna, riattraversiamo come contratto di trasferimento fondamentalmente ondulato vallata di Lasi nuovamente per andare a tuffarci dopo aver fatto un antico tragitto della dorsale fondamentalmente con la vallata di Mezzane, appunto nell'ultima discesa e poi la salita, la famosa salita dei Cancelli che ci riporta a sommità e poi ritorniamo a Tregnago. Quindi 43 km, 1300 metri di dislivello, 3 salite fondamentalmente pedalabili e tratti tecnici abbiamo solo un tratto abbastanza tecnico che purtroppo non riusciamo a bypassare per questioni di viabilità. L'appuntamento è per tutti quanti il 23 marzo con la prima partenza della manifestazione alle 10, però già dal sabato avremo iniziative e area expo, eventi collaterali e per chi vuole approfondire insomma e vedere il programma completo www.granfondotrevalli.com.